Buongiorno e benvenuti. Oggi è martedì 17 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7:06 e tramonta alle 17:44. La luna si leva alle 9 e cala alle 15:48. Oggi la Chiesa celebra Sant'Alessio. Il nome Alessio deriva dal greco e significa colui che protegge. Il 17 febbraio si celebra in Italia la Giornata Nazionale del Gatto. La data fu scelta per iniziativa della giornalista Claudia Angeletti. Il numero 17, tradizionalmente sfortunato, venne associato ad un senso positivo, richiamando la credenza popolare che i gatti abbiano 7 vite, una vita per 7 volte. I gatti in Italia sono anche tutelati legalmente. Una colonia felina composta anche da soli 2 gatti è protetta, deve essere curata e non può essere spostata, come dimostra l'esempio della celebre colonia di Torre Argentina a Roma. Oggi festeggiamo Michael Jordan, il mito del basket che spegne ben 63 candeline. Jordan è stato eletto il più grande atleta nordamericano del XX secolo. Ha vinto 6 titoli NBA con i Chicago Bulls e 2 medaglie d'oro olimpiche con gli Stati Uniti. Ha anche creato una linea di scarpe da pallacanestro, le Air Jordan, che sono diventate un'icona dello sport e della moda. È anche un imprenditore di successo che ha investito in vari settori, tra cui il baseball e il cinema. Il secondo festeggiato di oggi è Ed Sheeran, il cantautore inglese che compie 35 anni. È uno degli artisti più famosi e apprezzati, ha pubblicato 4 album, tutti di grande successo commerciale e critico. Ha venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto numerosi premi, tra cui 4 Grammy Awards. Ed Sheeran ha collaborato con artisti come Taylor Swift, Justin Bieber e Beyoncé ed ha anche partecipato a film e serie TV come Il Trono di Spade e I Simpson. È noto anche per il suo stile musicale eclettico e originale che mescola il pop, folk, rock e rap. Oggi è il compleanno di Marc Marquez, il pilota di MotoGP che compie 33 anni. Marquez è considerato l'erede di Valentino Rossi per il suo stile di guida spettacolare e aggressivo. Ha vinto 8 titoli mondiali, 6 dei quali in MotoGP. Ha anche avuto molti infortuni che lo hanno messo in difficoltà negli ultimi anni. Nel 2020 si ruppe il braccio a Jerez e dovette subire 4 operazioni. Nel 2022 lasciò la Honda, la sua squadra storica. L'accordo annunciato con la Ducati lo vedrà al fianco di Francesco Bagnaia fino al 2026. Il 17 febbraio del 1992 a Milano il socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene colto in fragante. Stava intascando una mazzetta di 7 milioni da un'impresa di pulizia monzese in cambio della concessione di un appalto. È il primo atto di Tangentopoli, l'inchiesta terremoto nota anche come Mani Pulite, che metterà a soqquadro la politica italiana. È possibile il teletrasporto? Il teletrasporto della materia, cioè spostare persone o oggetti istantaneamente, non è ancora possibile. Tuttavia, la fisica offre un fenomeno correlato chiamato entanglement quantistico. Questo avviene quando 2 particelle, come gli elettroni, che sono state in contatto rimangono correlate tra loro. Anche se separate da enormi distanze, il record riportato è 1200 km. Ciò significa che misurare o modificare una particella influisce istantaneamente anche sull'altra, come se comunicassero a velocità superiori a quella della luce. È questo fenomeno che, in linea puramente teorica, rappresenta il concetto più vicino al teletrasporto finora scoperto. Buongiorno ai 12, oggi una Venere passionale ed intensa si aggancia a Marte e al Sole. Cosa vorrà dire? Ariete, per voi il cielo si ammanta di passione, si parla di sentimenti, di dolcezze, ma anche di progetti futuri, si chiariscono i sentimenti e si dialoga meglio in amore. Toro, per voi la vostra bella Venere dai pesci trova il sistema per comunicare con tutti quelli che amate ed in una maniera molto efficace. Oggi arriva una bella notizia per il lavoro. Gemelli, per voi oggi è una giornata in cui anche la Luna e Marte vi vogliono fare provare il brivido di una fantasia, di un'attrazione
che ancora una volta domina le vostre vite. Cancro, la Luna oggi congiunta a Marte è decisamente molto veloce, molto intensa, molto passionale. Ne godete più di tutti voi che finalmente con Giove riuscite a progettare molto ambiziosamente con la persona che amate. Leone, per voi oggi sembra essere una giornata con una luna un po' di troppo, una luna che muove Marte e il Sole e che vi ricorda che forse a volte ruggire è una soluzione. Vergine, per voi Mercurio oggi fa pensieri profondi, grandi, pensa al futuro, pensa a come investire determinate risorse, pensa a come ottenere determinati risultati. Siate bravi nel tesaurizzare, nel vedere soprattutto le vostre vittorie. Bilancia, una giornata oggi molto interessante. Per voi il cielo con Saturno e Nettuno in opposizione vi fanno più veloci e schietti nell'ammettere ciò che non vi sta più bene e forse a eliminare qualche collaborazione lavorativa che non vi serve più. Scorpione, per voi oggi sembra essere una giornata molto intrigante in amore, ma anche il trigono con Giove vi assicura anche una discreta fortuna economica e lavorativa. Sagittario, per voi oggi Giove si esprime moltissimo, seppure distante, ancora un po' retrogrado, il trigono con la bella Venere fa ben sperare per voi che in amore state un po' rimettendo le cose a posto. Capricorno, per voi rimettere le cose a posto invece è un dogma, ma anche costruire degli obiettivi nuovi, come state facendo a tuttora. Nettuno però vi ricorda di essere permeabili ai sentimenti e anche alla ricerca spirituale. Acquario, una luna così fantasiosa ed agguerrita oggi potrebbe farvi compiere finalmente un colpo di testa piacevole e geniale che da tempo inseguivate. Pesci, per voi oggi è una giornata splendida. Giove e Venere dialogano benissimo, quindi con i grandi benefici dalla vostra parte non potete che aspettarvi una giornata ottima. Sfidato dal supercomputer Deep Blue, il 17 febbraio del 1996 a Filadelfia, il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov ottiene la sua prima vittoria. È l'inizio della riscossa umanitaria. Il russo infatti partita dopo partita conquisterà il successo finale. L'anno successivo però il calcolatore si prenderà la rivincita. Vi siete mai chiesti cosa significa avere la coda di paglia? L'espressione significa avere qualcosa da nascondere o sentirsi in colpa. L'origine risale da un'antica favola di Esopo. Una volpe con una coda tagliata ricevette dagli amici una coda finta fatta di paglia. Questa coda divenne la sua debolezza. I contadini, sapendo del fatto, appiccavano fuochi attorno ai pollai. La volpe, per non bruciare la coda di paglia, doveva rinunciare a rubare i polli e come la volpe, chi ha la coda di paglia deve stare sempre attento a non esporsi e a non farsi scoprire. Il matto di oggi è Giordano Bruno, un filosofo domenicano ricordato per essere stato condannato al rogo e arso vivo dall'Inquisizione il 17 febbraio del 1600. Le sue idee, considerate eretiche e troppo avanzate per l'epoca, lo portarono ad essere perseguitato. Nonostante il lungo processo, Bruno rifiutò sempre di abiurare le sue convinzioni, lasciando un'eredità filosofica di grande attualità. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Ci vuole coraggio per crescere e diventare chi sei veramente. Ed è con coraggio che iniziamo questa nuova settimana. D'altronde oggi è martedì e anche se potrebbe sembrare che questo giorno ci metta un po' alla prova, non preoccupatemi, domani ci rivediamo con il nuovo appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Jaire!